Era finita la scuola, doveva stare con me quel weekend e mi fa: ti prego papà, si mette in ginocchio, fammi andare con i miei amici, andiamo a mangiarci una pizza tutti quanti insieme. Io dico sempre no, questa volta dico vabbè. Però domani stiamo insieme, alle 10:30 di sera la chiamo e la sento, dice sì, abbiamo finito di mangiare. Guarda, però mi raccomando, alle 12:30 devi stare a casa, a mezzanotte e 30, mi raccomando. A mezzanotte e 30 chiamo e non mi risponde. La chiamo una seconda volta, non mi risponde, lei rispondeva sempre. E ho detto che è successo qualcosa. Lascio i miei amici, passo per Corso Francia e dall'altra parte vedo due sagome bianche, due sagome coperte, con l'ambulanza, una marea di polizia. Ho detto che è successo qualcosa veramente grave. E salgo su e citofono e non mi risponde. In quell'istante ho capito che era lei. In quel momento è arrivata pure la madre e scendiamo insieme con la macchina mia e mi metto proprio davanti alle transenne. C'era lì il comandante dei vigili urbani, sono il papà di Gaia, sono sicuro che è mia figlia. Mi ricorderò sempre i suoi occhi pieni di terrore e i capelli fatti tutti quanti arrangiare così. L'ultima cosa è stato tenergli la mano. Non auguro a nessun papà, a nessun genitore di andare a riconoscere il proprio figlio sull'asfalto.